erano cose che avevo già addocchiato, quindi sono stati saldi precedentemente organizzati. Posso chiedere cosa ha preso? Ho preso dei pantaloni, un paio di pantaloni estivi, una maglietta estiva e una borsa da regalare. Budget? Allora in tutto speso sui 100 euro. Buone le prime ore già. Sì, sì, sicuramente, sì. Clienti affezionati. Clienti affezionati, soprattutto clienti affezionati perché ricevono il messaggio da parte dell'azienda e quindi chiaramente loro vengono e acquistano, vedono, magari poi ci pensano per altre cose. Buona la partenza nella prima giornata ufficiale di saldi, 1500 i negozi interessati, acquisti per 6 padovani su 10 che, secondo le stime di Confesercenti, spenderanno circa 150 euro a testa. Ottimisti i commercianti. Ci ha graziato intanto la zona bianca, già ha dato quando è partito come dire, buon umore, ripartenza, una parvenza di normalità. Ora i saldi noi ci aspettiamo una buona risposta da parte della clientela. L'ottimismo c'è, ma saranno garantiti anche i controlli antifurbetti, qualche timore da parte dei consumatori. Abbiamo fatto un piccolo giro, c'è tanta gente, quindi credo che rimanderò gli acquisti a più avanti. E poi ci sono tanti falsi saldi secondo me, perché o hanno fatto in alcuni, vedevo il 10% di sconto, che non lo definirei un saldo direi, o su qualche negozio ho visto che prima magari c'era un prezzo diverso e adesso hanno un po' gonfiato il prima e quindi il dopo praticamente non è cambiato. Confidando nel buon lavoro della maggioranza dei negozi, il commercio spera di risollevarsi dopo un anno e mezzo di difficoltà. L'anno scorso è stato un bagno di sangue, cioè un disastro, perché la gente si aveva voglia di comprare, ma poi non c'era motivo di spendere perché non c'era modo di poter uscire, quindi chiaramente non sia stata un pochino più dura. Sicuramente quest'anno c'è già più voglia di muoversi. Vedere flussi del genere che non vedevamo da mesi e mesi, ritornare a un qualcosa di normale direi che già è un buon segno. Insomma, buona la prima giornata di saldi, certo con qualche criticità, ma le attese sono davvero buone per questo periodo.